Ecco. Buongiorno a tutti e benvenuti a Palazzo Ferrofini che, come sapete, è la casa di tutti i veneti ed è un onore che oggi sia la casa appunto di Casale sul Sile, perché qui ospitiamo, e li ringrazio, il sindaco Stefania Golisciani e l'assessore Stefano Lucarelli. Sono venuti qui da Casale sul Sile per presentare insieme appunto una delle manifestazioni più importanti di quel territorio, la 34esima edizione di Fiori e Colori. Fiori e Colori è come dire, una manifestazione non solo importante per il territorio, importante soprattutto anche per il turismo di quel territorio, anche e soprattutto per i produttori. Nella giornata del 1° maggio, se non sbaglio, dalle 8 alle 19, il centro di Casale si riempirà e colorerà, come dire, di fiori, no? Di fiori e tanto altro, fiori, piante. È la 34esima edizione e ci sono più di 150, se non sbaglio 155 stand. Non so se, come dire, è il record o meno, ma sicuramente sapere di avere un centro con 155 stand, dietro ogni stand produttori, famiglie, insomma è qualcosa di importante e che fa bene al cuore per il nostro territorio e soprattutto anche per tutto il comparto floro-vivaista. Ci tengo a organizzare qui questa conferenza stampa anche per dare lustro a questa manifestazione, all'ottimo operato dell'amministrazione Golisciani. Stefania è un'amica, l'amministrazione di Casale, come dire, è un'amministrazione che lavora ormai da tanto tempo, che dà risposte sul territorio e soprattutto che ha un rapporto costante con le istituzioni. Noi siamo a disposizione delle amministrazioni locali e come istituzioni regionali abbiamo anche il dovere non solo di essere a disposizione, come dicevo prima, ma anche e soprattutto di dare comunicazione e di dare vicinanza attraverso anche momenti come questi di iniziative così importanti. Sappiamo tutti che nella Marca Trevigiana a maggio e giugno partono, come dire, le nostre fiere, i nostri stand, le nostre manifestazioni più importanti all'aria aperta, dove ovviamente accorrono tantissimi cittadini. Questo è il nostro grande obiettivo, quella di vedere Casale, come sempre, come succede da 34 anni a questa parte, piena di persone, di famiglie, di gente che popolano quel centro. Per cui sono orgoglioso di lasciare la parola al sindaco Golisciani. Innanzitutto io voglio come prima cosa ringraziare i padroni di casa, la Regione e in particolare il consigliere Borgia per questa opportunità, perché come è stato detto è una manifestazione che va avanti da tanti anni grazie al lavoro e alla fatica di tanti volontari e sono 34 anni e riusciamo appunto a garantirla tutti gli anni nonostante la battuta di arresto che c'è stata durante il Covid grazie proprio alla tenacia dei volontari. La manifestazione è organizzata da un'associazione del territorio che è Amici per Casale e appunto a questa partecipano tutta una serie di associazioni che poi garantiscono ovviamente la sicurezza della manifestazione stessa. Si tratta di un evento che trasforma il centro di Casale, come vogliamo dire, in un giardino a cielo aperto, un giardino diffuso e che conta nell'arco di tutta la giornata, perché come dicevamo va dalle 8 del mattino alle 7 del pomeriggio, conta un'affluenza in media di 25.000 30.000 persone. Quest'anno ci sono anche numeri importanti, siamo tornati a livelli pre-Covid, quindi 155 espositori. Il focus è ancora una volta i fiori e tutta la parte florovivaistica, anche se poi ci sono stand dell'artigianato e hobbisti e ovviamente anche gli stand relativi al food. Probabilmente anche questo, mantenere la tradizione, il focus della manifestazione proprio sui fiori e sulle piante ornamentali, su tutto ciò che riguarda proprio la parte florovivaistica che consente il successo della manifestazione ormai da ben 34 anni. E quindi io vi aspetto tutti il 1° maggio proprio a Casale sul Sile per questa manifestazione. Grazie mille al sindaco Golisciani e lascerei la parola all'assessore sempre di Casale sul Sile Stefano Lucarelli.
Grazie consigliere Claudio Borgia, ti ringrazio per l'ospitalità, così come ovviamente ringrazio la Regione del Veneto, istituzione insomma importante, la più importante che c'è, perché è la Regione Veneto e questa è una grande opportunità per noi, come dire, parlare di una manifestazione così importante che di fatto è anche la manifestazione più importante che svolgiamo a Casale durante l'anno. Il sindaco Stefania Golisciani ha appunto citato i numeri che riguardano un po' la manifestazione. Si tratta di 25-30.000 espositori in totale, no scusate, 25-30.000 visitatori che verranno a Casale sul Sile il 1° maggio a godersi insomma la manifestazione, e proprio per questo gli Amici per Casale, che sono gli organizzatori, hanno predisposto un piano per la sicurezza molto articolato che garantirà la sicurezza dei visitatori ma anche dei residenti e dell'intera manifestazione nonché degli espositori. Di fatto si sono occupati di gestire il flusso ai varchi principali e all'accesso alla manifestazione, che vedrà protagoniste tutte le vie del centro di Casale sul Sile, e per questo hanno fatto ricorso a tantissimi volontari che hanno prestato la loro opera, e per questo appunto li ringraziamo. Ricordiamo la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri, i volontari civici, il centro la Croce Verde La Marca e poi insomma e altre associazioni insomma che sono rimaste coinvolte nell'organizzazione, e quindi il dispositivo di sicurezza per essere insomma adeguato è molto articolato e ha bisogno non solo dei volontari ma anche di tantissime strutture che poi sono state installate a protezione dei visitatori. Bene, è stato detto tutto, io ringrazio e grazie. Per concludere, ci tengo, come hanno fatto ovviamente il sindaco Golisciani e l'assessore Lucarelli, non solo a ringraziare le tantissime associazioni, a partire proprio da Amici per Casale, ma soprattutto i tantissimi volontari che lavorano quotidianamente per tutte le manifestazioni, ma soprattutto per questa manifestazione che, come ha detto appunto l'assessore Lucarelli, porterà un numero considerevole di visitatori, ed è insomma qualcosa che, come dicevo anche prima, rende orgoglioso, scalda il cuore, insomma sono sicuro e spero che ci possa essere una giornata di sole, così che insomma si possa godere della giornata. E per concludere invito tutti i veneti, tutti gli abitanti della Marca trevigiana a fare una passeggiata sul Sile, arrivare a Casale, godersi questa splendida piazza, godersi questi splendidi stand, passeggiare, e insomma io ci sarò con la mia famiglia, ci sarà il sindaco, ci sarà la giunta, che ringrazio perché Grazie. Ovviamente per organizzare manifestazioni come queste serve poi come dire, il lavoro di tutti. Saremo lì, saremo presenti e non vediamo l'ora insomma di vedervi numerosi. Grazie mille a tutti. Infatti ci tengo a concludere di un'ultima cosa, che sulla pagina Facebook degli Amici per Casale c'è la mappa di tutti i parcheggi disponibili che consentiranno appunto di raggiungere la manifestazione a piedi in assoluta facilità. Quindi lasciamo l'ultimissima battuta proprio su questo, facciamo della promozione, lasciamo la parola al sindaco che dirà cosa si può fare sulla pagina Facebook di Amici di Casale. Sì, trovate tutte le indicazioni, perché quando ci sono queste manifestazioni con questo numero di visitatori c'è sempre necessità di indicazioni relative ai parcheggi, e quindi queste le trovate appunto sul sito Facebook di Amici per Casale. E ribadisco, venite alla festa